Eccolo qua. Salve, Massimo Massimiliano Babetto, sono proprietario della macchina. Le lascio le chiavi perché a naso io non me ne intendo, però da tutti i rumoretti che sente secondo me avrà tanto da fare. Le lascio le chiavi eventualmente, se deve tenerla più di qualche giorno, perché dai rumoretti che sente secondo me che c'è un sacco da fare che sua macchina. No, perché secondo me le servono le chiavi, perché credo che anche le ruote siano da dare una controllatina. Ho beccato un sassetto l'altro giorno, no? E adesso a Roda, se fa caso, mi fa tutto un e anche dentro ho il bocchettone dell'aria calda che penso si sia rotto perché butta continuamente aria calda fuori, mi fa tipo un e quindi col caldo che ho in macchina ho da abbassare il finestrino, ma sento ancora di più il rumore della rada che fa e mi non posso andare in giro così. Tra l'altro il tergicristallo, se ci fa caso, quando che piove forse si è consumato, mi fa tutto un gnocchete e mi lascia il vetro tutto petalissimo, come dire, no? Per cui è da cambiare. E adesso mi immagino che lei mi dirà sta macchina si è da buttare via, però secondo me l'ambiente non è tanto contento se cambiamo continuamente macchine, compriamo macchine nuove, perché mi penso che sia più importante aggiustare che comprare macchine nuove sempre. Non so io cosa che pensa che Finito? Fatto tutto? già finito? Fatto tutto. Sul serio, finito tutto? Che Cava i dei. Cava i diti. Togli i diti. non mi faccio mai. Cava i dei. Per questo si dice my day. Metti i dei. Disponibili, competenti, sempre vicini alle tue scelte. Gli artigiani, per fortuna ci sono loro. Ecco, sono stata la signorina che paga tutto e ringrazio anche il suo collega che mi ha sistemato la grandinata. Oh, io ero in macchina il giorno della grandinata, una roba incredibile. Sentivo tutto tipo un tap, sempre più veloce, tap. Pago.